Carlo, non è per te, eh? Io voglio insistere con questa cosa qua, deve diventare un tormentone perché si dice Kvicia Kvaratskhelia, Celia, la Z è facile da dire, Celia. Va bene, amici bellini, se questo video vi arriva di notte non è colpa mia, sono questioni di radio ufficiali di De Laurentiis e compagnia bella. Non potevo staccare prima, tutti i dettagli sono importantissimi fino all'ultima virgola e quindi cominciamo. Allora, con molta calma, vedo qui per esempio da questa parte Francesco Riccio tra gli ultimi iscritti. Iscrivetevi al canale ragazzi, lasciate un like se vi pare. Se raggiungiamo parecchi like, un migliaio, c'è tempo di raggiungere 1 migliaio di like secondo me per Azzurro Fluido, per questo video che va nel profondo, perché penso sia arrivato il momento di riprendere le live e ne voglio organizzare una per martedì sera, quindi lasciate i vostri like, fate le cose belline che sapete voi e voglio invitare il nostro amico, collaboratore Guido Gentile, che certe cose ce le aveva dette purtroppo per lui, per noi, insomma non sono state smentite in tempi non sospetti. Lui aveva salutato Mertens praticamente già ad aprile, ci aveva detto che su Koulibaly non dovevamo stare tranquilli, insomma sono state confermate queste intuizioni. Dico agli amici di Radio Kiss Kiss, dove ovviamente ho seguito tutta l'intervista e la tiritera, insomma un po' di problemi tecnici sicuramente li riuscirete a risolvere, ve lo dico da tifoso all'estero che segue via app o via il sito di Radio Kiss Kiss, non si clicca buono, ogni tanto si sparisce, si stacca la connessione, non è la connessione mia perché tutti gli altri streaming vanno bene, quindi risolviamo, così uno non si perde niente. Capisco il dividere le cose, era attesa molto presto nella giornata, va bene, andiamo avanti. Poi ci sarebbe da sottolineare l'atteggiamento durante la trasmissione di diversi giornalisti, che mi è sembrato molto diverso rispetto al solito, un po' come se la presenza poi del pubblico faccia cambiare certi atteggiamenti di qualcuno e ognuno prende iscrivetevi al canale Telegram, sì, iscrivetevi al canale Telegram così non vi perdete nessun video, insomma ognuno poi prende un personaggio, no? Uno diventa il difensore a prescindere di ADL, un altro vuole mettere qualche dubbio, un altro si schiera da parte dei tifosi per prendere qualche applauso, insomma non mi è sembrato un'informazione limpidissima e lo dico con tranquillità. Poi si può essere d'accordo o meno. Si comincia con Albino che chiede: c'è stato questo ritardo a Di Maro, De Laurentiis di solito è subito presente, però si è messo subito al lavoro, sappiamo noi, nel chiuso della sua stanza d'albergo, ora a Castel di Sangro per sistemare tutte le cose. E De Laurentiis dice: il calcio Napoli è un'idea meravigliosa e non deve essere sistemato da nessun punto perché tutto funziona bene, e introduce lui stesso il discorso della vil moneta. Ritorna il discorso della vil moneta, dice: io sono stato un po' frainteso, ma quando poi ci viene a spiegare la sua idea non è altro che l'idea che ci aveva detto, cioè che la maglia azzurra deve essere una seconda pelle per i giocatori e quindi loro dei soldi non ne devono parlare proprio, devono venire al Napoli e non devono avere richieste o idee di essere pagati chissà quanto, perché bisogna essere tifosi del Napoli quando si viene a giocare per il Napoli, il che mi sembra una cosa insomma abbastanza, è una cosa un po' forte, nel senso che non è così, il calcio lo sappiamo, sono professionisti e tu gli devi dare quello che loro meritano o chiedono se li vuoi. Questo è il mio commento a margine. Gli si chiede su K2 e De Laurentiis dice a K2, dice: io non ti posso vendere al Barcellona perché non hanno i soldi per pagare. Poi noi scopriamo anche che comunque il Barcellona il mercato lo sta facendo, non è che Lewandowski l'hanno trovato sotto a una pietra e se lo sono presi gratis, sono squadre che sono indebitate sicuramente, ma in qualche modo i soldi li fanno uscire. E poi ci dice ci ribadisce l'offerta fatta a Koulibaly,
che avrebbe cubato, utilizza proprio il termine cubare, ricordate, no? Che la Champions cuba punti al campionato, e quindi Koulibaly avrebbe cubato al Napoli circa 60 milioni lordi, dopodiché lo lascia andare al Chelsea perché Koulibaly ha tutto il diritto, e questo lo abbiamo ripetuto anche noi, di voler fare un'esperienza diversa, eccetera eccetera. ADL dice: io sono tifoso del Napoli, e introduce insomma l'argomento, ovviamente l'argomento Mertens, e ci dice una serie di cose, ci reintroduce il discorso del vil denaro, ci dice una cosa nuova che rispetto alla mail che loro ci hanno mandato e che hanno dato in pasto a tifosi e stampa è diversa, perché ci parla di un anno. Mertens avrebbe chiesto un solo anno e avrebbe rifiutato, secondo ADL, 4,5 lordi. $4 milioni lordi rifiutati da Mertens. Di conseguenza questo tipo di frase può portare qualcuno a dire che Mertens era attaccato al vil denaro e che non ama il Napoli, non ha amato, non ha fatto lo sforzo, eccetera eccetera. Su questo uno ci può credere, ci può non credere, anche perché di fronte a certe le dichiarazioni ufficiali, specialmente in una one-to-one dove c'è Alvaino con De Laurentiis e poi il direttore, io mo li chiamo così, De Macchios, perché se voi continuate a dire Kvaratskhelia o Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, io vi chiamo De Macchios e Alvaino, non c'è problema, cambiano, è un fatto di è l'accento che cambia, quindi vi chiamo Alvaino e De Macchios. Uno ci può credere o no, perché poi non c'è il confronto tra le due parti. Io che cosa darei per vedere Mertens e De Laurentiis su un palco insieme rispondere alla stessa domanda contemporaneamente? Che cosa darei? L'impossibile, ma purtroppo è difficile, anzi è impossibile. Quindi ritorna anche sul discorso dei vessati, anche lì dice che è stato un pochino frainteso il suo discorso, i frustrati dal Covid, poi quelli che vanno allo stadio si vogliono sentire bla bla bla, e si scusa se qualcuno si è offeso rispetto a questa cosa qua. Dopodiché, visto che si torna in studio e si parla di K2, si parla di Kim eccetera eccetera, e De Macchios dice se non viene Kim subito prendono Milenkovic, e Alvaino dice se Milenkovic ha già rifiutato una volta il Napoli io non lo voglio, perché bisogna avere solo i giocatori che amano la maglia e quando sentono il discorso Napoli fanno una corsa e firmano in bianco. Idem Alvaino dice le cose. Dybala sente troppo la pressione del Maradona, non ce la fa, e quindi così. Io su Dybala vi ho già parlato, per me era un rischio grossissimo, quindi non mi sono strappato i capelli, ce li ho ancora tutti qua. Se Dybala non è venuto a Napoli, vediamo cosa farà alla Roma. Non mi interessa Dybala, non ci ho mai creduto e non mi interessa nemmeno piangermi addosso per non essere arrivato, ma adesso dire che Dybala è ucces e che non sente la pressione e sente la pressione del Maradona è un altro paio di maniche. Dopodiché il discorso degli abbonamenti, che è interessantissimo, io mi sono permesso ieri, nel video di ieri, dell'altro ieri, di anticipare questo discorso, e sentiamo un pochino i nuovi prezzi. Bene, fatemelo dire subito, bene l'andare incontro ai più giovani, alle famiglie, alle donne con ulteriori sconti. Mi fa sapere l'amico Elpidio che comunque anche con delle convenzioni in generale con la società si possono avere degli agevolamenti, delle agevolazioni, no? Agevolazioni per i disabili eccetera eccetera, nuovi come si dice, gli ascensori, gli elevators, no? Gli ascensori, il valet parking, il parcheggio importantissimo. Quindi il Napoli si sta organizzando per tutta una serie di cose, dopodiché escono i numeri. Bene! E questo l'avevo chiesto, è benissimo che si sia fatta la divisione tra curva inferiore e curva superiore, perché ovviamente si vede un'altra partita nella curva inferiore. Prima si riempiva lo stesso, ma era giusto per l'atmosfera. Quindi 195 per la curva inferiore e 305 per quella superiore. Poi ci sono ovviamente l'amico abbonato che nel frattempo scriveva, ci sono le diverse cose. Se tu ti fai per esempio l'abbonamento insieme a tua moglie e a tuo figlio under 14, uno c'ha il 50% di sconto, un altro il 70%, quindi bene questo. Se tu fai il gruppo familiare è conveniente e questo va benissimo. Però che poi in trasmissione mi si venga a dire è il prezzo più basso d'Italia, attenzione signori amici miei giornalisti, non ci siamo, perché ne abbiamo fatti i paragoni, a parte che questa è fase 1, fase 1 a fine luglio, la fase 1 delle altre squadre
quelle che aprono l'abbonamento a scatola chiusa l'anno praticamente nel finale della cosa scorsa, non è più alto del Napoli. L'unica squadra che ha i prezzi più alti del Napoli è la Juventus, con quel prezzo impossibile dei 150. Ma anche i tifosi che scrivono alla radio fanno ricordare, dicono guarda non è così, e riprendiamo il discorso. Il Milan 199, l'Inter 269, la Juventus 650, Roma e Lazio 269, Fiorentina 160, Atalanta 160. Ovviamente non c'è da ripeterlo, il terzo anello superiore di San Siro non si vede niente, la battuta è stai sulla luna, e quindi quello si può paragonare all'anello, alla curva inferiore del Napoli, e quindi là è col Milan, il Milan 199 per la luna, il Napoli 195 per l'inferiore, che stai dentro, che non vedi niente, dalla luna al fossato. Ma non mi venite a dire che questo è un abbonamento regalato perché tutte le altre squadre lo hanno fatto, e qualcuno addirittura diceva nel 2019-2020 il Napoli mise le curve indistintamente superiori a 2,69. Non l'ho controllata questa cosa, controllatela voi se vi interessa, se vi pare. Per me è un prezzo giusto che mi aspettavo, infatti vi faccio vedere questa cosa qua, che per divertimento con l'amico Guido Gentili ho fatto un toto prezzi 3 giorni fa, e questi sono esattamente i prezzi che sono usciti, quindi me lo aspettavo tranquillamente. Non è un prezzo clamoroso né in positivo né in negativo, siamo nella linea delle cose. Dopodiché gli chiedono del contenzioso che c'è ancora con lo stadio. De Laurentiis parla dei tornelli, che lui a me ritorna il discorso dei tornelli del 2007-2008, poi il sindaco juventino, si parla eccetera eccetera. Non ho capito onestamente la risposta, è come se De Laurentiis dicesse che il comune sta dicendo tutte balle. Poi andiamo veloci perché qua il video già è pesante, è notte e dovete andare a dormire, vi siete dimenticati di mettere i like. La maglia, chiede Alvaino, cosa rappresenta per voi, per te De Laurentiis? È un simbolo che deve essere amato e rispettato. Presenteremo la maglia azzurra mercoledì, quindi la prima amichevole a Castel di Sangro, e poi lo so, il tifoso vorrebbe sempre la maglia azzurra, ma ci sono anche delle contaminazioni, cioè praticamente De Laurentiis ci vuole spiegare che ti devi portare appresso anche le altre maglie, perché poi magari a livello televisivo non ti trovi coi colori. Abbiamo visto varie volte il Napoli scegliere maglia rosso contro squadre che non è che hanno una maglia azzurra che tu non la puoi mettere. È chiaro che dietro c'è del marketing e lo capiamo benissimo. Alcune magliette, secondo me, seconde maglie sono anche più belle dell'azzurra molto spesso. Vediamo, hanno presentato le nuove maglie d'allenamento che sono carine, purtroppo la scritta Lete è ancora in rosso, questo è un vecchio design quando c'era ancora la pacca, no, invece è cambiato, non c'è più la pacca ma sempre in rosso deve essere, e quindi anche quest'anno, dice De Laurentiis, faremo un sacco di maglie, speriamo che siano bellissime. Gli chiede Alvaino di Simeone, Carlo non è per te, io voglio insistere con questa cosa qua, deve diventare un tormentone perché si dice Kvicia Kvaratskhelia, Celia, la Z è facile da dire, Celia, Kvara, o chiamatelo solo Kvara, perché è brutto proprio anche per i georgiani che seguono, per lui stesso, ma mi è così difficile, ma sembra un nome mio, Kvaratskhelia, proprio di napoletano. No, o lo chiamate Zizio o io vi chiamo Alvaino, De Macchios, Paolo Del Ganio e Antonio Genio. Anche a gente con cui collaboro non mi interessa. Silvermele lo chiamerò Torato Pere. Non mi interessa, vi devo stroppiare il nome finché tutti voi addetti ai lavori non vi imparerete a dire questa cosa qua. Simeone, ma a me Simeone piace moltissimo, dice De Laurentiis, ma bisogna chiedere all'allenatore, perché probabilmente io l'ho già sentito questa cosa, questo refrain l'ho già sentito una volta, era per Bernardeschi, a me Bernardeschi piace molto, l'ho trattato personalmente, ma forse non lo so se all'allenatore piace eccetera eccetera. Dobbiamo chiedere a Spalletti, perché Simeone si complementa meno di Petagna con Osimhen. Attenzione! Poi si dilunga e divaga il 4-4-2 eccetera eccetera, non parliamo di moduli. Si complementa meno, come a dire, quello che deve essere il vice Osimhen deve anche essere un giocatore che può giocare con Osimhen. E sapete chi era questo giocatore? È Mertens, è l'unico che poteva essere così, che fa il vice Osimhen, nel senso che può giocare prima punta in entrambi i moduli, sia nel 4-3-3 come faceva con Sarri, sia nel 4-2-3-1 come ha fatto l'anno scorso, e glielo puoi mettere anche a fianco. Era l'unico. Ora secondo me Simeone lo può fare tranquillamente, sia fare la punta centrale da solo,
sia mettersi a fianco, un pochino più dietro, si scambiano, si alternano, lo può fare tranquillamente, ma dobbiamo chiedere a Spalletti. Non vorrei che Spalletti effettivamente stia dicendo a me mi piace più Petagna. Sarebbe un assurdo, un illogico, perché a livello di gol, se tu metti Petagna al posto di Osimhen, Petagna fa meno gol e il Napoli si muove in maniera diversa. Con Simeone si può muovere in maniera un pochino più simile a quelle che sono le idee, quindi mai dire mai, ma non sappiamo se Simeone effettivamente si fa. Gli si chiede anche di Kim. Mi piace l'idea di un coreano perché poi si mischia col napoletano, le filosofie, la tecnologia, è un paese comunque suddista che si mischia con la tradizione. Vabbè, alla fine mai dire mai. Io avrei voluto che venisse ieri, avrei voluto vederlo arrivare ieri, ma ti chiedono la luna e quando vai a trattare eccetera eccetera. Signori, clausola rescissoria, cioè sul contratto la paghi te lo prendi, e poi è chiaro che ci sono delle cose differenti. De Laurentiis ha scoperto che ci sono delle tasse che devi pagare in Corea, delle altre postille, delle altre cose che non vogliono pagare. Ecco perché ci sono i ritardi, non perché il Napoli ci sta pensando bene eccetera. Quello è l'obiettivo, si è capito, però evidentemente ci sono delle magagne che speriamo di risolvere, perché alla fine è solamente una questione di vil denaro. Il profilo piace a Spalletti, piace evidentemente a Giuntoli e alla società, è solo una questione di vil denaro a questo punto, perché non puoi pagare le tasse in Corea, non c'è altro. Il profilo piace, se lo fate venire in fretta magari impara un paio di parole in italiano e si comincia ad affiatare con la difesa, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Quindi ti chiedono la luna. Portiere, capitolo portiere, Alvaino chiede semplicemente prenderete il portiere De Laurentiis, prende una tangente incredibile e dice Meret non deve risentirsi se noi cerchiamo un portiere che sia forte. Ma nessuno te l'aveva chiesto, cioè anche qua mi sembra un po' gratuita come cosa, probabilmente evitabile, l'avremmo comunque intuito, ma comunque il Napoli deve cercare un portiere che sia all'altezza di sostituire Meret senza poi avere un portiere scarso in porta, e su questo non c'è dubbio. Viva De Laurentiis su quello che sta dicendo, perché è chiaro che il Napoli deve avere un portiere forte anche e soprattutto in vista di possibili infortuni o squalifiche, poi devi fare la Champions, non sia mai, quindi va benissimo. Ma perché devi dire a Meret che non si deve risentire? Perché evidentemente c'era un contratto da firmare eccetera eccetera, che il Napoli avrebbe voluto far firmare e che Meret tituba e non lo firma ancora, perché anche lì Giuntoli ce lo sta dicendo da un mese che sono d'accordo e che deve solo firmare. Attenzione, ci fanno sapere anche che lo stesso procuratore, quello di Bernardeschi, che però nel frattempo era andato in America e quindi perciò si è ritardato tutto. Vediamo che cosa succede col portiere. Non ci risponde su questo De Laurentiis, fa solamente questa ramanzina a Meret. Dopodiché qual è l'obiettivo del Napoli? E io l'ho messo qua nel cerchietto, vedi? To please the supporters, per fare piacere ai tifosi. Non lo so. Dopodiché De Laurentiis dice ma perché mi chiamano il romano, insomma rivendica tutta una serie di vecchie origini anche del sud, insomma vicino, limitrofe di Napoli eccetera eccetera, tutti i soliti discorsi suoi. E poi sul discorso io amo Napoli, poi Londra e poi Los Angeles, Roma non ci piace a De Laurentiis, va bene, vende il Napoli. Comincia a parlare della Filmauro e dice che già solamente con i 4 film Amici miei lui potrebbe fare dei TV show, delle serie televisive nelle varie lingue, potrebbe campare di rendita. E qua un tifoso potrebbe anche dirci fai questo e campa di rendita e lasciaci andare, perché De Laurentiis ci dice che lui ha rifiutato nel 2017 $900 milioni e che non abbiamo idea di quante offerte stia rifiutando, però va più nello specifico per il Bari. Attenzione, 3 offerte per il Bari rifiutate, ci dice. Poi uno ci deve credere, perché può essere, perché chi gli va a dire non è vero, non ti abbiamo offerto niente, dobbiamo prendere la parola sua, che ci vogliamo credere o meno. E poi dopo le 3 offerte per il Bari rifiutate, offerta di 2,5 miliardi per tutta la Filmaur, per tutto il gruppo. Io poi vorrei chiedermi al di là dei valori, perché ognuno può dare il valore, questo microfono vale 20 euro, ma per me ha un valore incredibile. Io se adesso uno mi bussa alla porta e mi offre 1.000 euro per questo microfono, io probabilmente non glielo do, perché mi serve adesso per fare i video tutti i giorni. Quindi ognuno dà il valore che vuole dare.
Ma perché un fondo o un imprenditore o un tifoso pazzo pieno di soldi che si vuole comprare il Bari o si vuole comprare il Napoli si dovrebbe comprare tutto il pacchetto con i film Amici miei? Perché non si possono dividere le due società? No, perché evidentemente lui vuole mantenere tutto. I 2 miliardi e mezzo per comprarsi la Fermauro, quindi con tutta baracca e baracchi, io non ci credo mai. Mai, mai, mai. Ma tutto può essere nel calcio. Quindi tutto può essere nel calcio, può essere anche che questi fantomatici acquirenti del Napoli, Bezos, gli arabi, i fondi americani, i fondi svedesi, eccetera eccetera, dovevano volersi comprare tutta la Firmauro e comprarsi 2 giocattolini che per legge non puoi avere dall'anno prossimo, quando praticamente perché Bari e Napoli stanno in Italia e non le puoi avere. Quindi tu, acquirente, fai un'offerta per tutta la Firmauro dove c'ha le 2 cose e dopo tieni la gatta da pelare e te ne devi vendere uno. Signori, è tutto un po' surreale. È tutto un po' surreale. Di tutto questo discorso, io nello specifico, i tornelli, ne parliamo poi live, ci sarà gente più esperta di me per parlarne, eccetera, eccetera. Il vil denaro non lo pensano solamente i giocatori, lo pensa anche ADL. Ed è anche giusto perché non dobbiamo sicuramente fallire, eccetera, eccetera. Non credo che 4 milioni e mezzo dati a Mertens facciano fallire il Napoli. Io devo comprare i giochi. Discorso Koulibaly, capolavoro della società. Va benissimo, stiamo rifondando, stiamo facendo tutto da capo. Questo tutto da capo dà dei dubbi ai giocatori che devono venire e quelli che devono restare. Questa è la verità poi in soldo. Per quanto riguarda Simeone e Kim, spero che si muova qualcosa. Purtroppo la mia idea di far arrivare Mertens che dice Abunam Chouayou non è avvenuta e io lancio questa cosa. Secondo me 9.000 abbonamenti in curva. Poi vediamo quello che succederà. Io dico 9.000, 10.000 sui 10.000. Se dovessero chiudersi questi colpi di mercato di cui stiamo parlando, Simeone, si parla adesso con insistenza di Barak perché ne avevamo anche parlato, di Kim, eccetera eccetera. Da New York, mamma mia come è lungo. Ma perché viene di notte, quindi voi magari ve lo potete, magari ve lo siete di matti, non lo so, ma non è facile. Bene, da New York l'ho detto, sì. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Prendi più, dai, basta, sei